Ora capisco perché questo monte non lo fa nessuno. Trapini mughi, sentiero senza nessuna indicazione, neanche bollini, passaggi su rocce vive, sentierini a strapiombo e ripidissimi, canalini ripidi e umidissimi, sentiero in alcuni tratti praticamente invisibile, qualche piccola parete di sassi dove occorre usare le mani. Ciao a tutti voi, oggi siamo sabato 9 maggio e sono qui al bivio per salire in Malga Galmarara con l'obiettivo di tornare a completare un'escursione in primis, e con l'occasione vorrei andare a vedere il monte Zingarella, cima di 1900 metri circa, praticamente in 9 km solo andata. Dopo vi dirò i dettagli durante l'escursione. Ho visto su YouTube che è una montagna veramente poco filmata, vedremo se riuscirò a fare il mio dovere come si deve oggi. E intanto partiamo. Bivio di Basa Zenoccio, dove nessuna macchina si è fermata, ma tutti sono proseguiti in su verso la Val Galmarara. Ecco, proprio da questa curva per salire al Monte Zebio un paio di mesi fa ho dovuto calzare le ciaspole. Alle 9:15 sono già in Val Galmarara, alle 9 ero a Basa Zenoccio. 11° obiettivo in salita di oggi. 9:26 bivio Croce del Francese, 1390 metri. Sempre bellissima le Val Galmarara, anche senza neve come adesso. Malga Galmararetta, e si sale ancora. Malga Galmarara, che è una delle porte di ingresso principali per tutte le principali cime dell'altopiano nei 7 comuni. Adesso che arriverò a Malga Galmarara, io girerò a destra e mi incamminerò verso l'escursione vera e propria al Monte Zingarella. Alle 10 spaccate, Malga Galmarara. Mentre il Monte Zingarella è proprio questo qua di fronte alla Malga Galmarara. Guardate quante belle macchine qui nel parcheggio di Malga Galmarara. Cartellonistica e attenzione, prima indicazione chiara e nitida per la mia meta, Zingarella 2,2 km. Non penso troverò la S a salire lassù oggi. Guardate che roba, fa impressione rileggere il cima 12 3 ore e 30. Tutte le varie indicazioni, 1614 metri. Adesso però cominciamo il tratto inedito per salire al Zingarella. Monte Zingarella, che è alto precisamente 1201 metri, quindi sono meno di 300 metri di dislivello partendo da Malga Galmarara. Ne ho fatti circa 500 per salire da dove avevo la macchina, quindi ormai più è fatto. Guardate che bella questa salita, decisamente dolce, bella e larga. Ho incrociato 15-20 ciclisti che scendevano in senso contrario a quello mio. Sole che scalda bene, ma una piacevole brezza a rinfrescare. Guardate come prosegue placido il nostro sentiero. Personalmente devo dire che amo l'altopiano, sia perché una parte del mio albero genealogico ha origini quassù, sia perché queste belle strade larghissime, carrabili,
l'altopiano è sempre il top. Guardate che distesa di sassi, di massi. Attenzione, un po' sorpresa, ma neanche troppo. Guardate laggiù. Due maghe qui davanti. Oggi si torna alla vecchia scuola, cioè un po' a orientamento, perché l'app non mi funziona, quindi in base ai punti geografici proverò a vedere di salire alle Zingarella. Una piccola risorgiva, elemento veramente raro per l'altopiano carsico di 7 comuni. Vedete infatti l'acqua come corre. Qui sentiero molto più visibile, sembra di salire al bivacco Campoluzzo. Una lapide. Guardate che bellezza, accompagnato dei pieni mughi, scortato parte per parte. Evidenti resti di qualche edificio dei tempi di guerra, residuo accumulo nevoso dell'inverno. E qua sotto ci sarebbe il famoso Buso della Neve, che adesso però non si vede per la presenza di pini mughi davanti. Spero che da lassù dopo riuscirò a vedere questo fantomatico buso. Dal sentiero principale svolta improvvisa a sinistra. Attenzione perché si vede un po' pochino. Qui adesso inizia un percorso decisamente più ostico di quello fatto finora. Ho messo l'imbragatura per avere almeno per un po' le mani libere. 1800 metri, guardate che bellezza. E come speravo il sentiero corre proprio sopra il Buso della Neve, quello lì sotto. Allora qui il sentiero si alterna a momenti un po' più semplici tipo qua, a momenti un po' più tosti su sentiero veramente scosceso, però comunque il calpestio si vede, quindi poi alle volte si sale. Su qui vediamo un passaggio tra roccette. Oppa. Vediamo, ormai dovrei essere addirittura d'arrivo. Attenzione perché qui il sentiero è un po' maligno, perché invoglierebbe a salire qui per la valletta, invece c'è sentiero qui che sale. Vedete, c'è un cumulo di sassi segnalatori. Adesso salgo verso questo calpestio. Guardate che bello questo tratto roccioso di questa conformazione, con anche una piccola cascatella. Ecco fatto l'imbuto qui. Adesso saliamo qui sopra il canalino. Qui c'è il bivio tra dove sono salito io
e il sentiero alternativo che mi porterebbe poco più su di Magagal Marara, ma ho visto che è forse peggio di quello che ho fatto finora. Questo è il sentiero comune per salire a Zingarella. Ci sono arrivato, però ora capisco perché questo monte non lo fa nessuno. Trapini Mughi, sentiero senza nessuna indicazione, neanche bollini colorati, passaggi su rocce vive, sentierini a strapiombo e ripidissimi, canalini ripidi e umidissimi, sentiero in alcuni tratti praticamente invisibile. Oh, qui dove sono stati tagliati un po' di pini mughi, benvenuti sulla cima del monte Zingarella. Bellissimo. Come detto lì giù Magagal Marara, qualche piccola parete di sassi dove occorre usare le mani. Guardate l'inconfondibile mole di cima 12, dal telefono non si vede ma a occhio riesco a distinguere le due croci a contrasto col cielo chiaro dietro. Poi vedete qui successore sarebbe Monte Trentin, poi là dietro spicca leggermente una parte di cima Portole. Finalmente sono riuscito a tornare a conquistare una montagna, finalmente si è rotto questo psico mini tabù delle ultime escursioni, tra l'altro conquistata anche con una certa difficoltà, diciamo, perché comunque sono tratti abbastanza tecnici per salire, anche se penso tornerò in giù almeno verso la Valle al Malala abbastanza in fretta, perché il tempo non promette grande stabilità. Carissimi, è stato un piacere camminare fin qui con voi, adesso appunto ridiscendo e dopo vi riepilogo i dati finali, tanto per curiosità, se per caso vorreste approcciare questa escursione. Piove. Alla fine riesco pure a calpestare nella neve, guardate che meraviglia. Sabato 9 maggio, però non è niente di eccezionale, anzi quest'anno siamo molto messi peggio rispetto alla media. Ecco, praticamente prima guardavo Magagal Marara da lassù, però. Ecco cari miei, sono arrivato alla macchina, sono le 14:58, ho accelerato tutto l'ultimo punto, l'ultimo tratto qui perché un signore gentile da Asiago mi ha accompagnato, mi ha visto fermo sotto una abete perché aveva iniziato a diluviare e mi ha raccolto, diciamo, mi ha chiesto se volevo un passaggio e mi ha accompagnato appunto qui alla macchina. E niente, quindi lo ringrazio. L'escursione finisce con 25.840 passi. Adesso però salgo in macchina perché vedo che il diluvio si sta avvicinando e spero che appunto Monte Zingarella vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima escursione.